Spiegate che siete all'ascolto, lui è Costantino Tidu, assessore della provincia di Nuoro. Allora, sviluppo economico, industria, energia, commercio, artigianato e SUAP. Varie ed eventuali. Costantino è una persona simpaticissima, una persona, come possiamo vedere, alla mano. Siamo qua a Orosei per cercare di rilanciare quello che è l'agroalimentare, cioè cercare di farvi capire che dobbiamo mangiare sardo e bere sardo, anche acqua ogni tanto. Sarda. Sarda. Questo è lo scopo di questa iniziativa promossa dalla Confesercenti, che ringraziamo, in collaborazione con la Camera di Commercio, ed è proprio, voglio dire, l'obiettivo di questa iniziativa è quello di far conoscere le eccellenze dei prodotti tipici sardi. E quindi credo che oggi a Marina Beach ci sia proprio questo. Marina Beach, che tra l'altro ringraziamo perché comunque la nostra trasmissione la stiamo realizzando proprio qui a Marina sì. Beach, che è un resort Bellissimo, fantastico, bellissimo. Manu, Tutto. Manu, bello, cioè, insomma, chi più ne ha più ne getta. Però siamo qua perché vogliamo vedere come si fa la birra fatta in casa. Siamo d'accordo. In questo caso non è fatta in casa, è in cortile. Ma poi la facciamo anche noi. Quindi si può fare anche in casa, e questo è un altro. Bisogna chiedere al Presidente qual è, voglio dire, la ricetta migliore per fare la birra migliore, insomma. Presidente, che vi presentiamo? Sarà Giuseppe Chichini di Olbia. Di Olbia. Perché siete un trio, cioè praticamente questo. È una situazione abbastanza. Vabbè, adesso in questo caso siete un trio, tutti di posti diversi, tra l'altro. Io sono di Olbia, lui di Sassari, lui gioca in casa anche di Rosei. Qual è il vostro scopo? Lo scopo dell'associazione è far conoscere la birra artigianale e la birra di qualità, quindi insegnare alle persone a bere consapevole, cioè a bere prodotti più genuini possibili, e insegnare alla gente a farsi la birra in casa, quanto più possibile. Adesso, ragazzi, spieghiamo ai nostri telespettatori come si fa la birra. Lo diciamo in teoria e poi andiamo un attimo al lato pratico. Vediamo direttamente i passaggi. A questa pentola ci sono, vediamo dentro i grani che sono con l'acqua, è la prima fase, diciamo, della produzione della birra, sino a passare poi alle fasi successive. Questa fase si chiama mash e serve per estrarre praticamente dalle trebbie, dai grani, tutte le componenti, quali zuccheri e proteine che poi andremo a dare alla nostra birra. Perfetto, dopodiché cosa avviene? Qual è il processo successivo? Il processo successivo è la filtrazione sino ad ottenere un primo mosto, chiamiamolo così, che è un prodotto dove abbiamo estratto tutti quanti gli zuccheri e le altre cose dai nostri grani prima dell'inserimento del luppolo in bollitura. Adesso ovviamente questo qui è tutto quanto a freddo, poi sono spenti, ma qua c'è una bollitura di circa 60-90 minuti a seconda della ricetta, dove si hanno le aggiunte di luppolo o delle spezie sino all'ottenimento del mosto finito prima dell'inoculo del lievito e quindi della fermentazione. Manuela, sai qual è il mosto più Sì, pericoloso? dimmi. Il mosto di Firenze. Andiamo avanti, facciamo finta di niente. In diretta, siamo in diretta. Io mi ritiro. No, me Poi, ne vado via. Ascolta, ma poi prima di vedere proprio la birra con le bollicine, con cosa. C'è la fermentazione e poi la maturazione, quindi parliamo di un processo di circa 30 giorni. No, però vedi, la gente dice: devo fare prima andare al bar e mi dà contro. No. Non è lo stesso prodotto, è lì che infatti bisogna iniziare a far conoscere alla gente la differenza fra un prodotto di qualità e un prodotto industriale. Io ti ho fatto una domanda importante perché comunque spieghiamo veramente la differenza che c'è. Naturalmente uno che vuole andare a bersi un buon bicchiere di birra al bar. Il nostro messaggio, quello che vogliamo lanciare oggi è: fate in modo che sia birra sarda, birra prodotta in Sardegna. Non facciamoci imbrogliare dalla bandiera sarda, perché quella non è la birra sarda, giusto? No, è il multinazionale estera, il multinazionale olandese. Quindi la birra sarda è un'altra cosa, cerchiamo nelle etichette e poi sicuramente i prezzi, visto che è prodotta in Sardegna, a meno che non sia una birra speciale, comunque i prezzi sicuramente sono
a chilometro zero. Beh, i prezzi sono più alti comunque di una birra industriale perché il processo è ben diverso sia in termini di ingredienti che la qualità è superiore già dalla materia prima. Parliamo anche di investimenti economici diversi tra una multinazionale e un piccolo artigiano come quelli che oggi hanno esposto qua. Diciamo che se vogliamo puntare sulla qualità non dobbiamo guardare direttamente il prezzo, perché allora il prezzo ci scoraggerebbe a bere un prodotto artigianale e ci spingerebbe verso il prodotto industriale. Però dobbiamo trovare un giusto compromesso, insomma, fra la qualità e un prezzo ragionevole. Okay. Lo vediamo il prodotto finito? Beviamo. Lo beviamo? Sì, Però prima cosa facciamo, Manuela? Cosa facciamo? Cosa facciamo, Manuela? Prima? Dimmelo La tu. pubblicità. Vabbè, volevo che ci arrivassi arrivassi tu. Ma che usiamo domande da tu? Vabbè, oggi mi fa di Facciamo fare così. La facciamo lanciare da Esatto, Costantino la beh, pubblicità. sì. Vai Costantino. Allora, bevete birra... No, lancia la pubblicità. Pubblicità. Sciavola Maria!